Buonasera e benvenuti al Pala Galermo di San Giovanni Galermo Catania per la sfida tra Rainbow Viagrande e Unime. Un testacoda per questa Serie BC unica che ormai è giunta al termine. Questa è l'ultima giornata della stagione regolare, anche se ci sono ancora gare da recuperare. Praticamente siamo alla fine di questa stagione regolare, quindi a breve via i playoff. Io sono Roberto Quartone, con me stasera Gaetano Gorgone. Ciao Gaetano. Buonasera Robby, buonasera a tutti. Gaetano, un testacoda che cosa può riservare ai nostri spettatori questa partita? Un testacoda è sempre una partita molto particolare per le diverse ambizioni che ci sono in campo. Sicuramente tornare a vedere la Rainbow al Pala Galermo è un piacere per noi che non la vediamo da un po'. Tornare a vedere questa categoria in campo e comunque sarà in ogni caso un bel vedere. Esatto, inoltre potremmo vedere tante ragazze che sono molto giovani, questa Under 16 dell'Unime che ha fatto quest'anno una joint venture con la PCR Messina, e chiaramente abbiamo le ragazze del 2007-2006 avremo in campo. Ora facciamo un minuto di silenzio e poi andremo a leggere le formazioni. Dunque vado a leggervi un attimo le formazioni. Abbiamo in maglia bianca attaccata dalla destra verso la sinistra la Rainbow Viagrande, numero 4 Giorgia Guerri, numero 9 Elise Mombo, numero 10 Giulia Spampinato, numero 14 Giuliana Lamanna, numero 19 Vicky Carabazza, la nuova giocatrice greca della Rainbow Viagrande. Dall'altra parte in maglia blu-rosa abbiamo numero 13 Borrello, numero 14 Fiorentino, numero 23 Lecai, numero 29 Morabito, numero 30 Stelitano. Che erano tante ragazze giovani che dovremmo iniziare anche a conoscere. Sì, segnalo già il primo hit moment della partita dalla panchina dell'Unime, la copertina di SpongeBob, visto che sarà un lungo pomeriggio. Molto interessante. La Fa vediamo. così freddo, in realtà no, assolutamente. Oggi c'è pure caldo. È una giornata molto umida. Esatto. Potete vedere a sinistra, dietro l'allenatrice che è Cangemi. A proposito, gli arbitri, abbiamo il primo arbitro che è Mirko Piacentino, il secondo arbitro Samuele Rizzo. Al tavolo abbiamo con al 24 Matteo Trovato, segnapunti Simone Farina e cronometro Michele Lanoce. Ok, e c'è a buon tempo pronto a fare fotografie. Sempre importante saperlo. Un po' invadente in quella circostanza. Ma ci può anche stare. Qua c'è qualche cosa che non va, i 24 forse stanno dicendo qualcosa con... Ah sì, stanno pronti i 24 che pare che stiano facendo qualche falso contatto, però forse si può iniziare a giocare. Vediamo se siamo pronti. Yes! Carabazza contro Lecai. Il primo pallone è della Rainbow. Dunque Guerri già serve un assist per Carabazza. Primi 2 punti per lei in maglia Rainbow, per la giocatrice greca, la grande ex Göttingen. Ci ha messo tanto. Circa 4 millisecondi. Di nuovo anche palla recuperata, quindi già più 3 sulla sua valutazione. Mommo sbaglia il tiro, prende rimbalzo, sbaglia anche il secondo tiro, prende il secondo rimbalzo dal traffico. Guerri serve Carabazza. Guerri sul perimetro, guarda con il terzo occhio della manna. Carabazza viene servita, tiro corto a fine sotto il montante. Già dall'altra parte l'Unime con Morabito in possesso di palla, serve la compagna adesso sul perimetro, la 13 Borrello di Reggio Calabria, che guarda Stelitano per Lecai, grande prospetto questa giocatrice che però viene stoppata da Carabazza, rimessa dal fondo. Sì, partita fortissimo Carabazza, che già è nel pieno degli schemi di coach Catanzaro, vuole farsi vedere sin da subito e si vede molto attiva sia in difesa che in attacco nei primi possessi della partita. Qui Guerri recupera subito una rimessa laterale appunto per l'Unime, e adesso sporcato questo passaggio in avanti da Stelitano si riparte con un'altra rimessa laterale per la Rainbow. Giorgia Guerri, la capitana, per Spampinato. Accanto a sé c'è Carabazza, consegnato per Spampinato, da 3 tira, questa volta corto il suo tiro. Rimbalzo nelle mani di Borrello, la playmaker qua
errato il passaggio, Guerri prende palla, appoggia, sembrava facile, non entra. Mbombo prova a rifare ragionare le sue compagne con un bel po' di tempo, 14 secondi sui cronometri 24. Spampinato, non va il tiro, rimbalzo di mani di Lecai. Molti errori al tiro, molti errori anche in fase di costruzione. Qua Guerri recupera il pallone, altri 24 secondi adesso per la formazione in maglia bianca. Sarà una partita strana, a quanto pare. Sì, particolare, tanti errori in questo avvio. Adesso però dall'altra parte Morabito per... Scusate, Fiorentino per Borrello, non Morabito. Adesso già dall'altra parte Mbombo con la bandana. Fa un po' la pirata, serve sull'esterno Spampinato che tira da 3, sbaglia ancora, rimbalzo per la Manna. Fa tutto Rainbow, sbaglia, segna, cioè non segna in realtà. Per il momento l'80% dei possessi sono giocati in questa metà campo, ma la Rainbow ha concretizzato con soli 2 punti. Di Carabazza che prova ad entrare, ma grande rubata di Fiorentino che adesso serve Lecai. Davanti a sé Guerri, adesso sull'esterno per Stelitano se non erro. Però sto imparando i nomi. Mbombo ruba il pallone, va dall'altra parte, appoggia Castro, ancora un errore. Il Castro oggi è stregato. Insolita questa situazione. Assolutamente sì. Spampinato, schiacciato terra per Mbombo, dalla media va a segnare. Mbombo sblocca il tabellino. Time out richiesto da coach Cangemi. Sì, toglie la lastra che sembrava esserci sul canestro della Rainbow, che ha attaccato tantissimo e ha segnato molto poco rispetto a ciò che ha prodotto. Però chiaramente comincia a far vedere l'impronta che vuole dare alla partita, ovvero quella sostanzialmente di controllare il gioco in ogni suo aspetto. Dovrà fare soltanto questo la Rainbow. Ci fermiamo un secondo. Rientriamo in diretta. Rimessa al fondo per l'Unimè, una squadra che ha cambiato diciamo nome, denominazione, forma un sacco di volte, perché prima era il Cus Messina, fallito quando la squadra allenata da coach Sidoti e con Cavalla vinse la Città, andò in Serie B, poi si ritirarono al campionato praticamente quasi iniziato, poi Cus Unimè, adesso soltanto Unimè SSD. Federazione del Cus Unimè, tiro corto, rimessa comunque dal fondo dopo che Guerri ha spizzicato il tiro di una delle giocatrici in maglia blu-rosa. Dicevo appunto quest'ultima società, adesso la presidentessa è Silvia Bosurgi, che è indimenticata negli ambienti della pallanuoto, ha vinto tutto con la nazionale e con l'Orizzonte Catania. Lecai, serve Stelitano, tira dalla media, lunghissimo il tiro, la Manna prende rimbalzo, Guerri serve già dall'altra parte Mbombo, che a sua volta dà un cioccolatino per Carabazza, 2 punti per lei. Sì, collaudato il contropiede della Rainbow con Guerri, che appena il pallone tra le mani cerca sempre la corsa di Mbombo, che qui è bravissima a trovare la nuova arrivata per altri 2 punti nel suo tabellino. 4 punti per lei, quasi lotta sui palloni, Spampinato, Fiorentino sulla palla, c'è anche Borrello, tutti quanti provano a prendere palla, alla fine Stelitano, l'altra ragazza, Rizzo chiede la palla a 2 e dunque si prenderà per il possesso alternato, palla in mano a Unimè. Cambio appunto per l'Unimè, però non ho onestamente visto chi è entrato, ora vedremo in corsa. La 25 Arigo, Ludovica Arigo. Dunque adesso Morabito, serve Arigo, la nuova entrata, che tira ma è contrastata da la Manna. Adesso Spampinato per Mbombo che subisce fallo, andrà in lunetta per 2 tiri, fallo di Fiorentino. Sì, ancora Mbombo che gioca in transizione,
voglio sottolineare come Unimè praticamente paga in centimetri e chili sostanzialmente in ogni ruolo, a eccezione di quello del centro, in cui comunque l'Ecai può farsi valere sotto le planche contro il nuovo centro greco della Rainbow Via Grande. Diciamo il duello che appare più impari è quello con Bombo e la sua avversaria, visto che la numero 9 delle padrone di casa può farsi valere in termini di chili. Esatto. L'Ecai prospetto classe 2006, l'Unimè è anche Lara Shine che è in nazionale in questo momento e quindi non presente, ma è il miglior elemento almeno per punti segnati della squadra messinese. Qua Guerri, dopo la rubata di Mbombo, comunque qualsiasi avversario contro Mbombo ha grossi problemi, devo dire. Sì, in tutta la categoria probabilmente e anche oltre. Esatto. Guerri supera 3 avversari come Birilli, va a segnare con un cameriere, sognavo di dirlo un sacco di tempo. Va dall'altra parte, Morabito, penetrazione, fallo subito da Guerri, cioè fallo commesso da Guerri, subito appunto dalla esterna dell'Unimè, che adesso avrà 2 tiri a disposizione per poter cercare di sbloccare lo 0 dal tabellone. Sì, l'Unimè gioca con 4 esterne e l'Ecai fondamentalmente un fiorentino che probabilmente sarà una delle più interne delle altre 4. Una 4 tattica. Sì. È una situazione che diciamo è un po' particolare, considerando che invece la Rainbow gioca con un Bombo da 3 e la Manna da 4, che sarebbe un 5 purissimo per la categoria. Esattamente. Primo punto per la formazione messinese. Adesso spalla a canestro Carabazza, pericolosissima, appoggia il canestro, altri 2 punti per la lunga greca. Adesso già a quota 6. Questo facile appoggio per la lunga ex Göttingen. Adesso prova a penetrare l'Unimè, servizio una specie di pallonetto che va a finire direttamente in tribuna. Altro cambio per coach Cangemi, esce Stelitano, entra, sono diventato cieco, il numero 13, sì, scusate, Borrello rientra, che era stata nel quintetto iniziale. Guerri ben marcata da Morabito. Adesso Carabazza servita da Spampinato, va a tirare tiraccio che però viene comunque preso da Lamanna. Giusto i 24, continua adesso un tiro corto e va a sbattere contro l'anello. Palla fuori, palla Unimè. Gaetano. Sì, sta peccando di precisione dalla distanza la Rainbow, che per il resto invece per il momento ha dato l'input giusto alla partita. E sarà interessante invece vedere come Catanzaro gestirà le rotazioni della squadra in questa partita, perché da un lato, se è vero che magari evitare di giocare sempre col quintetto migliore, una partita che comunque può avere un ampio margine nel punteggio, può essere una scelta saggia. Al contempo comunque queste ragazze hanno bisogno di trovare il ritmo partita in vista dei playoff. Assolutamente sì, 2 punti per la Manna, si dice che già a 12,6 punti di media, ancora una rubata di Spampinato che va a tirare a canestro, è possibile end one per l'esterna catanese. Spampinato che anche da vicino, anche in penetrazione è molto pericolosa, ma sappiamo bene che è dai 7,25 la sua distanza preferita. Sì, assolutamente sì, Spampinato che ha dimostrato di avere un range di tiro decisamente notevole per una giocatrice della sua età e del suo livello, si è sempre distinta per questa sua caratteristica. Esattamente, entrano adesso Licciardello da un lato, mentre si siede Mombo, dall'altro entra Laura Minutoli, 3 minuti per lei. End one completato da Spampinato, dunque 3 punti per lei finora in partita. Dall'altra parte con Borrello che serve Arrigo, penetrazione, scarico ancora per Borrello, ci prova dalla media, scheggia il canestro, palla tra le mani di Guerri, già pronta dall'altra parte Licciardello. Un contropiede continuo da parte della Rainbow, pare che la tattica sia chiara, correre avanti e andare a segnare. Un po' quello dovrebbe fare forse Unimè in quanto squadra molto giovane. Rubata ancora di Guerri, che credo che sia già la 4ª palla recuperata. Spampinato chiama schema, esce dal blocco Guerri che aspetta un pochino l'uscita di Licciardello dai 6,75 a tirare lungo, rimbalzo in mano a Arrigo. Passa a metà campo,
però davanti a sé sia Guerri che Lamanna, un mismatch netto, però a penetrare riesce comunque a servire in qualche modo una compagna, sarà Lara Borrello, che però poi si fa spizzicare la palla fuori. Dunque adesso rimessa, credo, dal fondo per la formazione messinese. Rainbow che quest'anno le ha vinte quasi tutte, a parte Stella Palermo e Aiava Team in casa, mentre Unime le ha perse finora tutte, cerca ancora la prima vittoria, ma non è questo l'obiettivo ovviamente. Stoppata di Lamanna sulle Kai e palla che va a finire al fondo campo. Nessuno vuole fare la rimessa. Classica fobia dei giocatori e giocatrici in campo in queste partite. Esatto. Minutoli che ha servito adesso in esterna. Passi fischiati dall'arbitro Rizzo a Morabito. Mi sono un po' bloccato, scusate, ho un momento di blocco. Spampinato. Passa a campo, serve Licciardello che adesso guarda Guerri dalla media, tira, spara, prende anche il suo rimbalzo. Licciardello, penetrazione, passa tre avversari, bellissima azione di Giuliano Licciardello che va a segnare in terzo tempo. Sì, molto efficace la penetrazione di Licciardello che parte con questi lunghi passi e arriva fino a canestro con facilità. Ancora una volta azione di attacco sporcata dell'Unime dalla parte della difesa della Rainbow Via Grande e dunque adesso Minutoli dovrà fare la rimessa, ma si prepara anche un cambio, forse sì, forse no, invece no. Piacentino ha evitato di fischiare il cambio. Adesso servita ancora Minutoli, ma getta la palla, regala in mano a Spampinato che passa dal campo, va dall'altra parte sul primo, rallenta Giulia, giustamente fa posizione dei compagni, stiamo provando gli schemi. Licciardello guarda Guerri che spara da tre, tiro corto, rimbalzo nelle mani di Carabazza, altri 2 punti per lei, già 8 punti per la giocatrice greca. Che dimostra di essere una giocatrice di alta categoria, classe, movimenti che non si vedono spesso a questo livello. Serve così i giudici chiaramente per andare avanti poi nel campionato che adesso prevede una fase playoff che coinvolgerà appunto le prime squadre classificate, probabilmente appunto Rainbow, Eva Team, Stella Palermo, e poi si vedrà chi sarà la quarta, e poi una fase anche nazionale per la promozione in Serie A2, categoria in cui gioca soltanto Patti tra le siciliane, mentre in Serie A breve iniziano i playoff per la passata a Quaracusa, dunque in bocca al lupo a coach Recupito e la sua squadra. Assolutamente sì. Dovrà cercare di vendicarsi contro Luca che l'ha buttato fuori la Coppa Italia, adesso lo troverà come prima avversaria. Sempre competitiva ad altissimo livello Ragusa negli ultimi anni, chiaramente un plauso va fatto anche perché è uno stimolo assolutamente anche per queste ragazze che sono in campo oggi, che la vedono come punto di riferimento per una categoria regionale. Assolutamente sì, anche perché poi le vedono anche in campo alcune ragazze che hanno minutaggio anche in Serie A, tipo Baglieri è un esempio. Baglieri appunto ha giocato tanti anni nella rotazione di Serie A, ha fatto anche abbastanza punti. 0-2 dai liberi per Giuliana Lamanna, si riparte quindi con l'Unime che con Tumeo, Sara Tumeo, scusate, la sorella di Ludovica Tumeo, a proposito di Eva Team e di passare a Quaracusa. Ancora una volta sporcato il passaggio dell'Unime. Tumeo guarda Rigo. Adesso Fiorentino addirittura raddoppio su di lei. Licciardello non lascia spazio, Borrello tira una mattonata perché erano finiti 24 secondi. Qua c'è un fischio che si poteva anche mangiare l'arbitro Rizzo, perché ormai la palla era tra le mani di Guerri, pronta per fare il famoso contropiede di qui sopra. Samuele ci ha sentito forse, che ci guarda in tribuna. C'è un po' di silenzio già al palazzetto. Sì, diciamo che la partita non è una partita che si fa molto commentare, visto che stiamo commentando noi un 1-21 dopo 8 minuti, però ci sta anche, ce lo aspettavamo, è anche naturale che sia così, visto che l'Unime era una squadra che non ha ambizioni di competizione contro giocatrici del genere, ma anzi è qui per fare esperienza, e la sua figura era comunque su un campo molto molto difficile. Assolutamente sì, anche perché fra qualche anno magari le giocatrici che adesso noi stiamo avendo in campo prendere appunto 22 punti di scarto faranno la loro differenza non solo qua in Serie B, BC, ma anche più in alto. Altri 2 punti per Carabazza, già 12 per lei, sta dominando
questa ragazza che ha giocato anche le qualificazioni con la nazionale greca maggiore per, se non erro, per gli ultimi europei, ha fatto anche i giochi del Mediterraneo. Dunque è una giocatrice che ha un aspetto internazionale, diciamo una visione internazionale. Entra intanto Giorgia Scalia che dà il cambio a Capitan Guerri. Entrano per l'Unimè invece. Stasera sono cieco, scusate. Seitano e Ruta, mi pare. Sì. Spampinato, Licciardello. Nasconde la palla, però chiama anche lei la schema. Penetrazione ancora, scarico per Carabazza che però non riesce ad agganciare. La palla alla fine è fuori. Palla Unimè. Quando mancano meno di un minuto alla fine del primo quarto. Chiama palla Tumeo, la capitana messinese. Davanti a sé Scalia, la giovane classe 2004 della Rainbow che viene valorizzata. Qua Spampiano ruba facilmente palla. Serve Licciardello che rischia i passi, poi sbaglia anche il tiro da sotto. E stupisce però fallo. Adesso andrà a tirare Giuliana. Due tiri per lei. Sì, qui Spampinato fa una bellissima cosa dai lights col passaggio della schiena, anche se si poteva sicuramente fare meglio il contropiede 2 contro 1 e capitalizzare. Si accontentano di un fallo e comunque consentirà alla Rainbow di aumentare il suo bottino di punti che ha già quota 25 punti. Già. Primo punto per Giuliana Licciardello. Sabellino dice 3. Sbaglia il secondo, rimbalzo però nelle mani di Carabazza, altri 14 secondi per le ragazze in maglia bianca. Carabazza sotto canestro, va a appoggiare facile, 14 punti per lei. Adesso Unimè, questo palla, raddoppio, pressing a tutto campo per coach Catanzaro, chiaramente vuole che le sue ragazze si allenino e diano il massimo 100%. Amico, recentemente entrato in campo, Licciardello, mancano 17 secondi alla fine del primo quarto. Abbiamo Licciardello, doppio blocco per lei, penetrazione, va a appoggiare, sbaglia, già l'Unimè prova a chiudere il suo primo quarto, subisce fallo Tumeo, fallo commesso da Giulia Spampinato, rimessa soltanto laterale per le ragazze in maglia blu-rosa, 6 secondi a giocare. Sì, primo quarto dal punteggio calcistico per l'Unimè. Punteggio calcistico però con diciamo gol subiti. Ancora una rubata di Spampinato, sta dominando, va a appoggiare a canestro, 2 punti per lei sulla sirena. Noi ci fermiamo un secondo, ci rivediamo fra meno di un minuto.
Torniamo in diretta per il secondo quarto di Rainbow Unime, ultima giornata della Serie BC unica. 31 il punteggio, lo potete leggere in grafica grazie a Gaetano che ci gestisce anche le grafiche oggi. Facciamo un po' di tutto. Si prende con la Rainbow, dove avevamo chiuso il primo quarto con un tiro di Spampinato. Vedo prima sulla sirena, 2 punti per lei prima, adesso invece errore. Già dall'altra parte vediamo Morabito, guarda Fiorentino, ancora Morabito, no scusate, Arrigo. Dall'altra parte Steritano, extra pass per Fiorentino che va a segnare, primo canestro dal campo della formazione messinese. 3 punti per Fiorentino, l'unica aver segnato per la squadra in maglia blu. Sì, è un'Unime che non riesce ad avvicinarsi al canestro, quindi è da un po' che cerca queste soluzioni da fuori, finalmente trova il bersaglio grosso con questi 2 punti. Credo che premio anche la costanza della squadra messinese. 7 punti adesso per Giulia Spampinato. Unime ancora in attacco. Fiorentino serve la 30 Steritano, adesso prova da 3 Morabito, ma il tiro è corto. Ricciardello per Scalia, tutta sola Scalia, già però è stata raddoppiata, va a appoggiare il canestro. Bravissima Giorgia che segna i primi 2 punti della sua gara. D'altra parte già penetrazione di Arrigo che va a segnare. Oh, si è sbloccata l'Unime. Questa è una grande notizia per la partita, appunto, esattamente. 2 punti anche per Arrigo. Spampinato per Amico, adesso Scalia, Carabazza prova dalla media, corto, adesso va a tirare, prende il suo stesso rimbalzo. 2 punti ancora per lei, già ha segnato 16 punti in 11 minuti e mezzo. L'ha tirato giù dal cielo questo rimbalzo offensivo. Già. Vediamo penetrazione di Fiorentino che serve sull'esterno a Rigo, adesso prende palla Morabito, ancora Rigo, ci prova da lontanissimo, corto il tiro. Carabazza va a prendere il rimbalzo. Spampinato chiama schema, serve Carabazza tra 2 avversari, un sandwich su di lei. 2 punti ancora per lei, 18 punti, immarcabile. Uno showcase di Carabazza fino adesso. Esatto, se si preparano gli highlights per la prossima stagione probabilmente, soltanto con questa partita. Tiro ancora una volta, va a segnare l'Unime che si è ormai definitivamente sbloccata, questa volta con Steritano 2 punti. Time out chiesto dal coach Cananzaro. Noi andiamo in pausa. Torniamo in messa al fondo per la Rainbow Via Grande. Sampiano porta ancora palla. D'altra parte, su di lei c'è Borrello rientrato in campo. Ricciardello serve Spampinato che la spara da 3. Va a segnare. Giulia, grande tripla per lei, 10 punti. Super tripla di Spampinato che riesce a uscire in un amen, mettere a posto i piedi per scagliare questa conclusione. Non tocca neanche il ferro. Esatto, Borrello. Ancora una rubata di Spampinato, non la puoi prendere mai, sta correndo, altri 2 punti, 12 per lei. Anche Spampinato quando è in forma è immarcabile, non dice fuori categoria. Assolutamente sì, anche perché poi ha un discreto motore, può correre, può tirare da fuori, si impegna sempre molto in difesa, ha tantissime soluzioni. Esattamente.
tentativo da 3, corto, Lecai prende il rimbalzo, Steritano stoppatona di Carabazza, con violenza anche, esatto, con la faccia cattiva. Che dovete sapere che Carabazza quest'anno appunto era in Germania, la sua squadra è retrocessa dalla Serie A alla Bundesliga 2, quindi ha molta rabbia in corpo, penso quest'anno. Vuole riscattarsi, ha detto anche nella prima intervista che vi ho fatto insieme a Dario Giuffrida, che saluto. Steritano, penetrazione, scusate, adesso anche rimbalzo di Fiorentino che serve minuto di, se non erro, rimbalzo adesso per Amico dopo che la palla era rotolata nel pitturato, Spampinato, chiama schema Amico, porta il blocco, Spampinato, serve Licciardello che adesso guarda Mbombo, d'altra parte per Scalia, si gira sul piede perno, serve ancora Spampinato che prova la tripla, questa volta corta, Mbombo strappa, cerca di strappare il pallone, ma bravissimo Borrello a non cedere, a non mollare la palla, è Unimè, premiata la grande tenacia di Borrello. Assolutamente sì, anche perché ingaggiare un duello con Bombo non lo farei io, quindi assolutamente plauso a lei che ha voluto intraprendere questa battaglia, è riuscita anche vincitrice perché la palla a 2 premia l'Unimè. Credo che sia io e Gaetano assieme avremmo perso contro un Bombo. Sì, assolutamente sì. Avrebbe vinto lei la palla a 2. Morabito porta palla per Fiorentino tra due avversari, la palla si impenna, va a finire in mezzo alla panchina, stava per finire sulla copertina, ma copertina di SpongeBob, sì, esattamente, stavo per dire quello, quindi la copertina. Adesso ancora Unimè in attacco, serve Fiorentino che guarda un pochino cosa fare, non sfrutta il blocco di Lecai, serve una compagna, tiro cortissimo, stanno anche 24. Io Steritano solamente Vellitario che però era arrivato per poter andare almeno a provare di tirare perché 24 erano scaduti. Sì, 24 erano scaduti, come dicevamo, chiaramente l'Unimè schiera in campo ragazze che naturalmente sono più giovani e quindi fisicamente sono meno prestanti delle giocatrici della Rainbow, ciò implica che facciano molta più fatica ad arrivare vicino al canestro, per questo motivo stanno cercando molte soluzioni dalla distanza. Ma è giusto che sia così, anche perché deve sfruttare l'Unimè le sue armi migliori, che appunto può essere anche la prestanza fisica fuori dall'area, quella è anche la questione. È entrata Miley Cossi intanto per la Rainbow, altro cambio anche per coach Cangemi. Coach Cangemi che ricordo come giocatrice molto temibile, capitana della Azzurra Patti all'inizio dello scorso decennio. Parlo di Cossi, nuova entrata, andrà in lunetta, se non erro, Fiorentino. Sì, Fiorentino che tra l'altro è una delle più intraprendenti delle sue compagne, l'unica in marcatura multipla, avendo segnato un libero e 2 punti, e si può ripetere in lunetta. Già. Qualcuno dice ma la linea della carità soltanto nel basket c'è, una cosa originale. Sì, come linea, intesa come linea sì, perché nel calcio a 5 c'è il pallino. Esatto. Lungo, Mombo prende rimbalzo e serve Spampinato con flemma, passano da campo, doppio blocco su di lei, serve sull'angolo, Miley Cossi prova la tripla lunghissima, va a finire direttamente nelle mani di Borrello, di Lara Borrello, che adesso è servito a Rigo, passano da campo, studia un pochino i movimenti delle compagne, adesso Fiorentino, anche lei Spampinato, Fiorentino prova la penetrazione, scarica, tiro da 3 per Ruta, scusate, no? Oggi no, per Morabito, oggi ho la gola distrutta. Mombo, 2 punti per lei. 6, già passate da campo l'Unimè. Arrigo, penetrazione, non può muoversi perché Mombo è su di lei. Serve Morabito, blocco di Lecai che poppa, però in realtà c'è Spampinato. Passi, commette passi, Gabriele Piacentino assegna il pallone alla formazione messinese peloritana. Sì, qui Spampinato, presa dalla foga dell'ennesima rubata e contropiede conseguente, si dimentica di palleggiare, lo fa con un attimo di ritardo, notato subito dalla coppia arbitrale. Esatto, qua c'è un passo 0, passo 0-1, passo 0-2 forse. Lecai, penetrazione, sbaglia l'appoggio
in lay-up, adesso già la Rainbow deve andare dall'altra parte, nella campo passata, ancora schema chiamato. È proprio un allenamento per la Rainbow in questo momento. Costi, guarda Ricciardello. Anche per un email in realtà. Beh sì, quello è anche vero. Però per un email è un allenamento un pochino più complicato. Fiorentino guarda Morabito con velocità, cerca di passare ma subisce fallo. Fallo di Spampinato che dice ma che fallo è? Letteralmente. Letteralmente che fallo è, ok. Non avevo sentito il commentino. Va in panchina sia Giulia che Giuliana Ricciardello, entrano Giorgia Guerri e Elisabetta 25 minuti per lei. Dall'altra parte rientra Tumeo. Palla un po' persa, adesso Piacentino la recupera grazie ad Arrigo. E si rende una rimessa dalla metà campo difensiva per Unime, Morabito. Per Tumeo. Adesso Arrigo ci prova da lontanissimo. Tiro corto, rimbalzo di Amico. Spampinato. Doppio blocco ancora per Guerri. Non Spampinato, scusate. Adesso Amico. Penetrazione. Terzo tempo, ma non va. Arrigo passa da campo, Guerri su di lei, si prova un passaggio stranissimo verso Borrello che va a finire direttamente a fondo campo, rimessa per la Rainbow. Sì, qui un misunderstanding tra le due, non la prende bene neanche l'allenatrice delle ospiti. Giustamente, sei troppo, ok. Guerri, su di lei la difesa molto stretta dell'Unime, Mbombo serve con una bella cannata Amico, poi va a prendere il rimbalzo del tiro sbagliato e fa segnare Elise Mbombo, 8 punti per lei. Con un bel follow through. Questo dobbiamo dirlo ad Alessandro, follow through. Esattamente. Borrello per Arrigo, super marcata da Costi, non la molla, Tumeo, Morabito, qua c'è un... Continua 3, tripla di Morabito. Blocca anche lei Asia Fiona Morabito, numero 29 della formazione messinese. Protagonista, se non erro, nelle finali dello scorso anno del 3x3 a Cefalù. Guerri serve Amico da sotto canestro, tiro lungo, va a finire dalle mani di Mbombo che guarda Costi. 2 punti anche per Mai Costi. Stanno un po' tutte a segno le ragazze della Rainbow. Sì, anche l'Unime si è sbloccata in questo quarto. Ha avuto un aumento del 1000% dei punti segnati. Decisamente sì. Sempre 49-11 il punteggio, molto, molto grande. Il trend della partita è poi si è stabilizzato. In questo secondo quarto, diciamo, la situazione si è quietata. Adesso le due squadre cercano entrambe di portare avanti il loro gioco. Esatto. Altra contesa, altra palla a 2, o palla trattenuta che dir si voglia, Amico e Lecai. Time out chiesto da coach Catanzaro. Noi ci fermiamo per questi 50 secondi.
latte per te è una cosa che non ho mai provato. Torniamo. Secondo quarto, quasi agli sgoccioli. Rainbow Unime 49-11. Serie BC unica. Usciamo da notte di Coach Catanzaro. Qualche discussione, non capisco bene. Ah, si sono staccati 24. C'è un 24 staccato, 24 tutto nero. Dunque il buon Matteo Trovato ai 24 non può chiaramente operare. Ancora spento il 24. Intanto c'è un cambio. Lecai esce. Entra Ruta, Eleonora Ruta. Il 24 continua a non funzionare. È il falso contatto di cui faceva riferimento probabilmente all'inizio partita. Esatto. Perché Coach Catanzaro dice il filo è a posto. Ovviamente particolarità, Sara Dumeo, ufficiale di campo, quindi il suo ruolo lo conosce e sta andando a controllare. Ma lei in prima persona. Giustamente. Gli direi quasi, Matteo vai a controllare anche tu. Matteo Trovato. Anche Pippo Parisi sta controllando, qua c'è un momento di lavoriamo tutti assieme per una cosa comune. Si riaccende per l'intervento di Spinella? Sì, Giovanni Spinella, il delegato FIP Catania. Non vorrei che il falso contatto dovesse essere costretto a spiegare a tenere il filo tutta la partita. Bellissimo. Ma quanto pare no. No. Applausi qua agli ufficiali di campo presenti in tribuna. Si riconoscono tra il pubblico gli ufficiali di campo applaudenti. E anche un arbitro. Rimessa al fondo per la Rainbow. Guerri. La capitana. Made in Avola. Già giocatrice anche di Priolo in Serie A. Bombo da sotto, 2 punti per lei. Come si trovano bene, Guerri e Bombo sono dei giocatori che si conoscono molto bene. L'anno scorso dominanti, una squadra era Rogiros di Noto, giocavano in 5 e loro due facevano 30 punti a partita. Si intendono veramente con un sguardo, si capisce subito. Qua Ruta butta la palla tra le mani di Amico e Guerri adesso serve la neoentrata 25 e Mbombo 12 punti. Continua Mbombo a dominare, miglior marcatrice di questa serie BC unica, nonché miglior marcatrice di quasi tutti gli ultimi campionati in cui ha partecipato. Diciamo anche questo. Mestiere top scorer. Esattamente. Mi fa un po' ridere, un anno non fu miglior marcatrice semplicemente perché giocò meno partite di quanto ne servivano per entrare in classifica, perché deve farne almeno metà del campionato. Finiscono quasi 24, deve tirare, Tumeo butta la palla ancora una volta. Unime un po' che gioca il limite di 24 secondi e un po' in difficoltà. Sì, è la prima volta che incorrono in una infrazione di 24, anche perché la Rainbow schiera questa zona 2-3 che è veramente un osso duro per tutte. Esatto. Guerri per Costi che quasi sembra perdere palla, poi Amico, adesso ancora Guerri. Palleggio, serve Costi Tonesta, non riesce ad agganciare, palla che va a finire direttamente a fondo campo. Quella che sarà verosimilmente l'ultima azione del primo tempo. Esatto, spendono anche 24 giustamente. Qua si conta la panchina, lo sentirò anche voi penso. Tiro ancora fuori. Amico, abbraccia il pallone. Fine, secondo quarto. Noi andiamo in pausa.
Riprende il terzo quarto di Rainbow Unime, così a sorpresa. Licciardello, un movimento di compagne. Arigo sporca il pallone, palla non rimessa laterale. Io mi aspetto in questo terzo quarto che le titolari che sono in campo facciano un altro break e poi spazio alle giovani. Cosa ne pensi? Come è giusto che sia. Esatto. 2 punti per la Manna, 4 per lei, sotto i suoi standard. C'è un fallo fischiato alla 14 alla Manna sempre. Sì, c'è qualcuno che può risentire in un certo senso, che poi non è granché risentire, ma più che altro cambiare il proprio modo di stare in campo dell'innesto di Calambazzas, è sicuramente lei. Parlavamo prima con Luciano Abramo, impegnato con l'ultima giornata domani contro l'Amatori Messina per la C Silver. In bocca al lupo all'Alfa, squadra che adesso si giocherà i playoff per andare in C Gold. Spampinato già dall'altra parte per Licciardello, 2 punti e possibilità del supplementare. Su 2 bei canestri di Licciardello, entrambi molto ben eseguiti. Esatto. Perché Luciano Abramo è qua? Perché è il ragazzo di Licciardello. C'è qualcosa che non dava 24 ancora una volta. La coppia più bella del basket catanese, questo indubbiamente. Basket catanese Gossi. Ovviamente. Secondo end one messo a segno, 6 punti per Giuliano Licciardello, 6 punti venuti da situazioni di 2+1. Recupera di Guerri che lancia un pallonaccio verso Licciardello che non riesce a recuperare. Arigo passa nel campo, resiste agli attacchi sia di Lamanna che di Spampinato, che viene colpita al volto, ma torna di nuovo ancora su Arigo. Dall'altra parte per Morabito. Quando sentivo il nome di Arigo pensavo che fosse tornata in campo la cannoniera del basket messinese che gioca anche in Serie A negli anni 90, ma chiaramente Gabriella Arigo è un bel po' che non gioca più. Abbiamo in campo invece Ludovica Arigo, che potrebbe tranquillamente essere sua figlia. Assolutamente sì, 2007, forse la nipote magari. Addirittura, infatti. Spampinato, cioè Guerri passa dal campo. Serve Spampinato, uscita dal blocco su di lei, una marcatura molto stretta. Carabazza per Spampinato. Adesso la Manna serve sull'esterno, Guerri, scarico sulla Manna, adesso sul Cerdello, scade 24, la palla alla fine nelle mani del Gioice Lunime. Borrello non riesce a passare dal campo, ben marcata dalla Manna. Adesso palla in mano da Rigo. Borrello ancora, Borrello di Reggio Calabria, quindi conterranea di Gaetano. Penetrazione per Fiorentino che va a subire fallo di Carabazza. Mi fa sempre morire la trascrizione delle lettere greche, perché sempre complicatissimo, tra l'altro. molto complicatissima, ma non solo. Noi abbiamo qui Carambazza, che in realtà si pronuncia Carabazza. Ok. Quindi mb, che diventa b. Sì, non ho neanche guardato il foglio, mi sono affidato alla tua pronuncia. L'ho chiesto a lei, se no non avrei saputo pronunciare. No, una situazione capita di frequente in realtà, i nomi greci. Già. Voglio salutare un po' di amici miei greci, ovvero Elias e Giorgia, che sono stati i miei colleghi in passato e che mi hanno insegnato qualcosa di greco, ovvero niente. Veramente poco. Giorgia Guerri per Carabazza. Oh. Scambio sull'esterno per Giulia Spampinato, lungo il... Non so se è volontario questo scambio. Se sì, molto bello. Già. Adesso Morabito, studiamo un po' cosa fare. La zonaccia della Rainbow. Le Cai, dall'altra parte passaggio rischiosissimo, infatti Arrigo non riesce a prendere. Carabazza dalla palla, Spampinato che va a segnare il contropiede. Punto numero 14 per la guardia, la play guardia catanese. Morabito non riesce a superare addirittura le due lunghe, ma serve comunque le Cai che manda la palletta tra le mani di Lamanna. Guerri, Giorgia Guerri porta il blocco Carabazza, lungo il tiro, poi prende il rimbalzo, sbaglia l'appoggio corto, il facile appoggio di Carabazza, e dunque adesso palla per l'Unime.
stabilizzato sul 60-11. Le CAI, 2 punti dalla media, primi. Come non detto. Esatto. Come sempre noi telecronisti abbiamo un ingrato compito. 2 punti per Martina Lecai, che quest'anno fa 6.2 di media nel campionato di Serie B femminile. Spampinato per la Manna, appoggia a canestro, 2 punti per Giuliana, 6 punti, 62-13. Spampinato si butta a terra, grandissima azione di Spampinato che recupera un pallone, serve Ricciardello che non subisce il fallo, semplicemente una stoppata probabilmente così giudicata dall'arbitro Rizzo. Penetrazione di Enrico che subisce una manata, una mattanza, non so come dire, un colpo di macete. Sì, intensità dei colpi che in campo, nonostante il punteggio, non si risparmia, anzi lodevolissimo l'impegno di Spampinato in precedenza, finita con le ginocchia sul parquet pur di difendere un pallone che poi è arrivato a Ricciardello e non è riuscito a concretizzare. Aiuto arbitrale o meno. Giusto così. Cambio per coach Cangemi che fa rientrare in campo. Ve lo dirò fra un quarto d'ora. Minutoli che mi ricorda un altro giocatore messinese, un lungo della mia Messina. Anche qua chissà se sono parenti. Potrebbe essere assolutamente. Arrigo 0-2, rimbalzo di Carabazza per Guerri. Licciardello, penetrazione, va a sfuggire all'avversaria e macchia le sue statistiche perché va a segnare senza il fallo aggiuntivo. Altra bella penetrazione di Licciardello che si trova sicuramente a suo agio in questa situazione. Ancora una volta palla recuperata, ancora una volta un terzo tempo di Licciardello va a finire a canestro, 10 punti per Giuliana, doppia cifra palla oggi. Già, deve anche un po' ritornare nei ritmi, nelle sue caratteristiche che in passato hanno portato anche in nazionale giovanile. 2 punti per Morabito, quinto punto per lei, dunque 15-66 il punteggio. Guerri serve Carabazza che guarda sull'esterno di Licciardello, dalla media arresto tiro, la palla va fine fuori, ancora una volta Carabazza, ancora una volta errore da sotto. Sì, Carabazza che prende qualsiasi rimbalzo offensivo in questa partita, però nell'ultimo periodo è stato un po' più impreciso da sotto, se la prende con se stessa evidentemente in questo momento. Un momento importante per Carabazza perché malgrado la partita sia per lei appunto un allenamento, è importante inserirsi negli schemi della squadra, avere intesa con le compagne, tutto con la Manna, che io dico, 2 giocatrici come la Manna e Carabazza in questa categoria fanno la differenza in maniera eclatante e sicuramente devono trovare un'intesa perfetta per essere un 4 e un 5 della categoria superiore. Ancora un errore da sotto di Carabazza e stavolta al terzo tentativo la mette dentro. 20 punti per Vicky Vasiliki, detta Vicky. Palla 2, ancora una volta palla, la freccia che premia Unime ogni volta che ce ne accorgiamo. Esattamente, quindi ogni quarto inizia con la Rainbow che rimette, ogni metà quarto c'è una palla trattenuta in favore dell'Unime. Cambio, esce la Manna, entra Amico, la lunga Giarrese che si è fermata col Cus Catania. Quest'anno 75 anni per il Cus Catania, sono state le feste per un traguardo importante. Scarico per Minutoli, prova penetrazione tra 3 avversari, stoppata di Carabazza e Minutoli deve recuperare la palla fuori, 11 secondi per lei. Time out, chiesto al coach Catanzaro e noi ci fermiamo.
Allora, dobbiamo fare un mea culpa, recitare un mea culpa terribile. Gaetano, lo vuoi tu? Però al primo arrivo alla morta. Sì, mi ha confuso il giallo della tovaglia, che è una giocatrice perché l'Unimea non si tratta di SpongeBob, bensì di un minion, quindi per completezza di informazione è giusto dirlo. Non pubblichiamo fake news. Sul basket catanese non ci sono fake news, solo imprecisioni. Ricciardello per Guerri. Spampinato. Guarda Ricciardello, ancora una volta penetrazione tutta sola, non lo sta davanti a lei, subisce fallo. Questa volta senza canestro. Sì, decisamente una delle prime in palla oggi Ricciardello, imperterrito, continua a cercare la via del canestro con le sue penetrazioni efficacissime sin qui. Assolutamente sì. Ricciardello avrà 2 liberi di disposizione per scavallare quella 70 e non ci riesce. Commentavamo prima con Gaetano nel fuori onda che a Messina quest'anno ci sono ben 3 squadre di Serie BC unica, ovvero abbiamo l'Unime, il San Matteo, prossimo avversario casalingo della Rainbow, l'ultima sfida casalinga della regular season, e la Rescifina Messina. Dunque una città che esprime varie squadre di un certo livello. Spampinato, è lungo questo appoggio, Amico sbaglia il secondo tiro ma mette il terzo. 2 punti primi, 2 punti per Francesca Amico. Giovanni della pallacanestro Jar, poi appunto Cus Catania adesso, scusate, anche una esperienza con l'Alma Patti, e adesso qui alla Rainbow, elemento importante che esce dalla panchina per coach Cananzaro, Giorgia Guerri che ha vissuto un po' in tutta la Sicilia, perché è stata importante per il Verga Palermo, che stava diventando una squadra di livello nazionale prima della scalata per arrivare fino in Serie A, andò con Ileana Leo, altra giocatrice di grandissimo talento che salutiamo, e poi è tornata in zona Catania e gioca con la Rainbow a più riprese, prima quando era under in doppio tesseramento, poi è tornata a dominare, mi pare quando c'era anche Alma Patti poco prima del Covid, e ora quest'anno capitana. Giustamente. Dopo tanta esperienza, lunghissimo il tiro di Cerdello, rimbalzo dalle mani di Morabito per Minutoli, penetra, sì, davanti a lei Carabazza con grande coraggio tira, e la palla però un pochino lunga. A questo punto in termini di cognomi Morabito mi ricorda un difensore, un terzino della Regina Calcio. Regina, una colonna della Regina Calcio, amico di mio padre, compagno di scuola. Incredibile. Adesso sei allenatore, immagino. Non ne ho idea. Ok. Guerri dalla lunga distanza, 2 punti per lei, che ci vedono Giorgia Guerri a 4 punti, quindi ancora molto poco, però palle recuperate probabilmente già siamo in doppia cifra. Sì, assolutamente sì, per una partita in cui ci sono state tante palle perse da parte dell'Unime, e quella è un'altra che non si concretizza però, perché possa essere ancora per le ospiti. Primi minuti per Gloria Giacobbe, una delle lunghe più interessanti della cantera della Rainbow. Anche lei un'esperienza abbastanza contenuta al Cus Catania, adesso è rientrata con alla casa base. Alla casa base, bravissimo. Anche baseball in questa telecronaca oggi. Lecai, lungo il tiro, Mambo prende rimbalzo la congolese. Ha preso una lunga pausa dal parquet Bombo, è giusto che sia, come giusto che sia, se l'è meritato. Esattamente. Qua il Gloria Giacobbe non riesce a tenere il pallone. Giacobbe con un passato senza esordire da ufficiale di campo. Così, storia a caso. Rancoroso questo tuo commento. No, peccato, mi è dispiaciuto. Rimbalzo dalle mani di Amico, si gira e va a segnare. Bravissima Francesca, 4 punti per lei. Andiamo 76-15, si accendono anche le luci del Pallacalermo. Hanno una svegliata anche a noi. Esatto, questa penombra non prodeva bene. Martina Lecai, 2 punti per lei. Martina Lecai, dicevo, classe 2006, dunque prospetto per l'Under 16. Sì, Spampinato e Guerri nel frattempo discutono mentre attraversano metà campo sul da farsi per questa azione. Secondo me stavano parlando di cosa fare stasera. Bombo, 2 punti
14 punti per Mbombo. Sono 4 giocatrici in doppia cifra già per la Rainbow di Coach Catanzaro. Una buona uscita dal presso sottocampo da parte dell'Unime. Interessante questa azione. Lecai serve sull'esterno, lo accompagna, però gli viene strappato il pallone da Mbombo. Praticamente non posso farci niente, ha detto la ragazza messinese. Fallo subito da Spampinato. Morabito l'aiuta ad alzarsi, ma ha commesso fallo in maniera abbastanza evidente. Sì, Spampinato in menzione Pippo Inzaghi oggi, da ultimo uomo in contropiede. L'abbiamo vista molto spesso concludere come ultima soluzione di questi contropiedi. Esattamente. Sempre meglio vedere questi tipi di azioni così in velocità, anche perché Ravvivano la partita. assolutamente sì. Errore dalla lunetta per Giulia Spampinato. Giulia Spampinato, altra Gina Mondo, perché ha fatto Rainbow, poi è stata Priola, poi ha giocato col Cus Catania, adesso è tornata anche lei alla casa base. Ciao, salutiamo un grande arbitro di Serie 2, Sebi Derascio. Ciao Sebi, ti vogliamo bene. 2 punti segnati da? Guerri. Ok, mi ero perso. Di Sebi, di cui parlavamo prima della partita dei 4 supplementari Assurda. tra Piacenza e Cantù in Serie 2. Cantù di coach Sodini, che Gaetano apprezza molto. Assolutamente, il miglior allenatore del pianeta, coach Sodini. Adesso c'è anche la vittoria su Udine, altra partita importante al vertice della Serie 2. A maggior ragione, a testimonianza della mia affermazione. Esatto. Se non ero Cantù, peraltro, quest'anno ha avuto il problema del Stavo per dire esattamente la stessa cosa, che è la cosa grande che si associa alla stagione di Cantù. Nel frattempo tabellata sulla sirena di Spampinato, che alza la mano per scusarsi anche, perché non l'aveva dichiarato. Male. Ci fermiamo per pausa. Cioè, noi cerchiamo di temporeggiare perché l'ultima partita Facebook ci ha bloccato per la musica, quindi cerchiamo di evitare. Maledetto Zuckerberg. Sempre lui. Esatto. Di qualcosa di più catanese, ma evitiamo. Inizia il quarto con l'Unime che deve rimettere. Strano, ma vero. Ci siamo persi una palla al 2 che ha premiato Già. la Rainbow. Me la sono persi sicuramente, ci siamo persi entrambi sicuramente. Fiorentino serve Borrello per ancora Morabito. Lecai non aggancia su di Giacobbe, la palla va a finire fuori.
Rizzo indica, palla bianca, palla Rainbow. Guerri. Penetrazione, tiro lungo, layup facile sbagliato, Lekai prende rimbalzo, in 3 si buttano addosso, amico di forza di quel pallone, rimbalzo dalle mani di Giacobbe che non riesce a tirare perché viene stoppata da dietro, Giacobbe però prende il rimbalzo e sto tiro, 2 punti per amico. Sezione stanistica sotto canestro. Sì, è un batti e ribatti che alla fine premi amico. Mentre la Rainbow viaggia verso quota 100 e non parliamo di pensione. L'intervenzione ancora una prova di Guerri che va in tripla cifra di... No, stavo scherzando, troppo. Arriviamo con seno di Spampinato per Guerri, Guerri fa sistema di compagna, Mbombo per Spampinato, penetrazione, layup, cameriere ancora una volta. Gran bel canestro di Spampinato con un killer crossover. Grandissimi. Questo qua lo dedichiamo a Dario Giuffrida che è a casa. Rimbalzo preso ancora da Fiorentino. Giudice delle più attive delle padrone delle ospiti, scusate. Borrello, adesso Lekai che spedisce la palla in mano a Mbombo che serve ancora la contropiedista Spampinato che però tira a lungo a corso più veloce del pallone in questo caso. Fiorentino, Guerri su di lei, la fa sbagliare. Rimbalzo dalle mani di Giacobbe che serve Mbombo. Sembra un po' ping pong in questa partita. Ting, sì, ting, ting. Mbombo saggiamente si ferma, mette una pausa perché esatto. Questi rischia veramente di correre troppo. Giacobbe, 2 punti per lei. 2 punti per lei e quest'anno aveva ancora una media di 1 punto a partita, dunque si è accolto con un boato dalla panchina della Rainbow. Giustamente, perché i giovani vanno sostenute e vanno sempre incoraggiate. Assolutamente sì. Bravissima Guerri che qua fa sbagliare Morabito, poi alla fine tira un tiro da 3 di Borrello che va a fine tra le mani di Giacobbe. Guerri studia un po' il da farsi, Giorgia Guerri si prepara Giorgia Scalia per entrare. Guerri chiama il blocco di amico che rolla, spalle a canestro, cerca di prendere spazio. Spampinato, penetrazione, supera Morabito, va a segnare a canestro. Bravissima ancora una volta Giulia che scollina i 20 punti, 21 per lei. Sì, qui ha desistito fortemente dal tirare da 3 punti, è stata quasi battezzata, ma poi è stata molto saggia perché ha trovato 2 facili. Esatto. Entrano Scalia e Costi, l'unica che non è entrata in tutta la partita sarà Sharon Baglieri che è ancora infortunata. E in Borghese. Oddio, è in Borghese, in divisa della Rainbow. In divisa della Rainbow. Polo abbastanza figa direi. Sì. Tutto l'abbigliamento Rainbow, dobbiamo dire, meritevole. Esatto. Anche non batterà mai, è giusto dirlo, le mitiche felpe del Gravina. Assolutamente no, le felpe che portava Santo Nocito. È giusto essere di parte, imparziali. Però va detto, bell'abbigliamento anche per la Rainbow. Anche se per me quest'anno la maglia migliore rimane quella del Green Palermo, maglia stile Panathinaikos. Sì. Costi per Guerri. Anzi scusate, le maglie migliori per me rimangono quelle del Who's Got Next dell'estate scorsa. Mamma mia, bellissime. Belle. Bombo subisce fallo di Fiorentino, andrà a tirare 2 tiri per la giudice congolese. Sì, siamo in pieno garbage time adesso con la Rainbow che allunga le rotazioni, ci teniamo probabilmente a breve anche l'ingresso di 25. E stessa cosa fa l'Unime. Giusto così. La mia parola del giorno è giusto così. Già. Comunque dopo Gossip... direbbe Vasco Rossi. Quindi dopo Gossip basket catanese e Fashion basket catanese dobbiamo aprire qualche altra rubrica. Salute basket catanese. Abbiamo... Scusami, Bombo segna un libero se non erro, 15. Adesso punti per lei. Uno solo, o sbaglio? Sì. Fallo di Costi. Rimessa adesso da laterale per la formazione messinese. Quindi dobbiamo chiamare Luciano Onder per fare medicina 33 e spiegarci qual è l'infortunio occorso a Baglieri, qualcosa sul return to play.
Maledetto return to play. Maledetto, sì. Morabito per Arrigo che dà la palla a Mombo. D'altra parte già per Giorgio Scalia che a solo un secondo serve Costi per Guerri che guarda col terzo occhio un Mombo che va a segnare e subisce anche fallo. Sì, è la solita connessione di cui parlavamo prima tra Guerri e Mombo anche qui. Sarà più telepatia o sarà più... Ma è più intesa oculare, visiva. Esatto. Ci fu quell'anno appunto che ricordavo prima in cui Mombo non fu miglior marcatrice semplicemente perché giocò poche partite. Perché? Perché era che stata della Rainbow c'era Vicharuel, Ciselle che era una playguardia fantastica, infatti adesso gioca in Serie 2 mi pare a Vicenza e anche là domina e fu lei anche che segnò tantissimo. Poi a un certo punto si infortunò Vicharuel e avevano anche un'altra straniera che in questo momento non mi sfugge. Giocò appunto Vicharuel, quando si infortunò entrò un Mombo che dominò in maniera clamorosa e poi quando rientrò Vicharuel si pose il problema: chi facciamo giocare, Mombo o lei? Così si fece conoscere il grande pubblico catanese che affolla il Palaghermo. Non tanto oggi, ma Non tanto oggi. sicuramente per i playoff ci aspettiamo una bella cornice di pubblico. Assolutamente sì, anche perché i playoff saranno prima regionali poi nazionali e la parte nazionale sarà sicuramente interessantissima come ogni anno è stata. Guerri prova da 3, lunghissimo il tiro. Se la sentiva, voleva provare la mano, Guerri, Esatto, scarso il risultato, però pensiamo al tentativo. tentare non moce. Playoff nazionali, vediamo se mi ricordo qualcosa dei playoff nazionali. Negli anni passati mi ricordo una Scafati che vinse al Palaghermo contro Rainbow in maniera abbastanza clamorosa, mi pare che vinse di 30 punti. Tra l'altro posto di una cultura cestistica quasi spiegabile, Scafati, che non è questa enorme metropoli, eppure una bella tradizione, la società di A2 la maschile recentemente. Anche in serie maschile è stata? Sì. C'è anche Portannese che gioca. Sì. 3 punti della Unimed segnati da Morabito. Dunque andiamo a 8 e 20 punti per la formazione peloritana. Costi penetra, scarica su Jacob che prova, si piazza, prova ancora 2 punti per lei, 4 punti senza tema di smentita. Career high con la maglia da Rainbow. Fallo della 31, quindi di Scalia. Rientra 25 come pronosticavi tu, doveva rientrare alla fine a 4.35 alla fine della gara. Non dirò giusto così, ma dirò come da naturale andamento della partita. Giustamente. Dobbiamo dire, that's a good point, coach Catanzaro. Sì, assolutamente sì, va a sedersi Guerri, che comunque può godere del suo status di veterana in questo momento, sentendosi accomodare in panchina per un meritato riposo. Assolutamente no. Non deve riposarsi? No, ma certo deve riposarsi, è giusto così. Unime con Stelitano, tiraccio airball tra le mani di Mbombo. Adesso 25, subisce fallo. Subisce fallo, ancora non c'è bonus, non penso di aver giudicato ovviamente come tiro questo passaggio. Sai com'è? Insomma in quella posizione un po' strana potrebbe essere. La giocata Mike James. Già. Ceruta entra all'Ecai. Mike James. E ancora il CSK? Monaco, Al Monaco, vero? In cielo di Monaco. anche lì buchi per terra. Ovviamente. Un giocatore che è stato anche a Omegna, io queste cose non me ne spiegherò mai. Assolutamente sì. Lui è Omegna, Heinz. Heinz ha? Un'altra squadra di Serie 2, esatto. Non mi viene il nome, mi sto per uccidere. Va bene, mi verrà. PJ Tucker, giocatore NBA a Montegranaro. Potrebbe essere. Montegranaro. E non ho finito. Niente. Bene, se vi ricordate nei commenti qualche altro, lasciateci un commento. Commenteremo assieme poi dopo. Scalia per 25. John Brown, gioca a Roma. Ok. Rimbalzo di Giacobbe che va a segnare 6 punti per lei, andrà anche col tiro supplementare in lunetta. Un tiro per Gloria Giacobbe.
corto, rimbalzo a Veroli. A Veroli, ok. Poi peraltro mi ricordo perché fu esclusa la Serie 2 a un certo punto. In gloriosa fine per una formazione da un grande passato. Borrello ci va dalla media, lunghissimo il tiro. Una novità tra l'altro, una squadra che viene esclusa dalla Serie 2. No, infatti. Non capita mai. Capito ogni 2 anni ovviamente. Però poi Forlini pare fu escluso, è un anno molto strano. 25 sul perimetro. Guarda Scalia. Invece è interessantissimo. Sentivo ieri l'intervista, oggi l'intervista di Mafrici di Reggio Canestro a Giuseppe Sciascia, in cui raccontava un po' delle novità regolamentari. Verranno introdotte un po' di novità nel panorama nazionale. È un po' una confusione sarà, perché ci sarà una Serie B2 nuova, una B eccellenza, una Serie 2 ridottissima, una B2 regionale addirittura. Bagheggi strani. Si ritorna un pochino agli anni 90. Sono cose vere, non come il pesce d'aprile della FIBA che ha pubblicato sul profilo Instagram le nuove regole del 2023 sì. con i cartellini rossi. Bellissimo. Nel frattempo punteggio tondissimo con la Rainbow che scolina quota 100 e 100 a 20. Purtroppo devo dirvi una cosa triste. 120 era un punteggio che qualcuno in tribuna pronostica. Sì, qualcuno che siede alla mia sinistra, anzi non siede, sta non lo vedo. Costi 122. Che tocco. Ah, giusto. Allora, 4 punti per Mali Costi, regolari di Giacobbe. Costi per 25. Per Costi, Doppia uscita della Rainbow. Scalia dalla media. Bombo prende il rimbalzo e va a segnare 104. 19 punti per Isimbombo. Isimbombo che sta arrivando alla sua media, che è quella del 23 punti. Morabito tutta sola va sta davanti, ma sbaglia la conclusione. Bombo rimbalzo. Mancano 2 minuti e 20 dalla fine della partita. 25. Si gioca per scoprire chi tra te e Tarascio prenderà la scommessa. A questo punto Tarascio. Siamo lì. Costi per Giacobbe adesso a segnare da parte fallo di Giacobbe, troppo irruenta nei confronti di Fiorentino, ancora una volta rimessa laterale. Rientra Nico intanto. Sì, così completa con un quintetto di 5 giocatrici uscenti dalla panchina. Nessun titolare qui in campo per la Rainbow per gli ultimi 2 minuti di gara. Che si chiamerebbero crunch time se la gara fosse tirata. Ma non è questo il caso. Quindi dobbiamo essere in attesa di un clutch. Esatto. E se no mi piace un sacco. Clutch. È bellissimo perché durante le partite di Eurolega spunta in sovrappressione crunch time. Esatto. 2 punti per minuto lì, se non erro. Scusate. Appena entrata la ragazza. No, 32 Trifiletti. 2 punti per Trifiletti, appena entrata Sofia Trifiletti. Brava lei, una giocatrice, non erro, classe 2007. Per la serie cognomi, stesso cognome del designatore arbitrale, nonché ex arbitro di Serie 2. In tutta onestà non so dirvi se siano parenti. Qua c'è stato un attentato ai danni di Simone Farina, che era dietro la freccia. Passa la metà campo Fiorentino. Lecai, Fiorentino davanti a 6, 25 la perde, Amico davanti a lei, 2 punti per Fiorentino. Scalia perdeva la Scalia, viene toccata dalla Buona difesa di Morabito. Già. Penetrazione, appoggio al canestro. 2 punti anche per Elisabetta. Terzo punto della sua partita. Hanno segnato tutte le ragazze in maglia bianca. È un bel segnale.
soprattutto per quelle che giocano meno e chiaramente hanno più fiducia in loro stesse. Trifiletti ancora una volta ci prova, questa volta airball, forse anche spizzicato da Scalia, ma l'arbitro non è di questo avviso. Dunque ultimi 51 secondi che vedranno ancora la Rainbow con la palla in mano. Il 25 che chiama a testa, gioca negli schemi fino alla fine, giustamente la ragazza di coach Catanzaro. Sempre per la questione allenamento. Scalia, passi indietro, adesso serve 25 e guarda Amico, ben piazzato, spalla che ne subisce fallo, fa tirare. Applausi per Fiorentino che esce, entra Ruta. Bella. Allora, ci vedremo per le consuete interviste post partita, quindi aspettateci un secondo e parliamo con i protagonisti di questa gara. Un punto per Amico, uno solo, dunque 7 dice Bellino. Ultimi 29 secondi con Unime che potrà attaccare. Le giovanissime in campo. Tripla errata, rimbalzo di Amico, 23 secondi, c'è una discrepanza col cronometro 24, ma immagino adesso no, non si ferma la gara, si continua a giocare fino all'ultimo secondo. Sì, esplicita richiesta di coach Catanzaro, che ha detto proprio fino alla fine, suppongo una decisione motivata dal fatto che l'Unime stesse comunque pressando. Giusto così. Stasera proprio serata giusto così. Prossimi arbitri, complimenti a Manuel Attard che ieri ha arbitrato la semifinale dell'Eurolega tra Perfumeria Savenida e Sopron Basket. E la partita finisce 109-24. Fra pochissimo intervista sportiva. Grazie di averci seguito.
Torniamo in diretta per parlare con coach Catanzaro. Coach, complimenti per la vittoria che era abbastanza scritta. Quali sono i lati positivi di questa partita? Cosa hai visto di buono da parte della squadra? Di buono non lo so perché ci devo ancora pensare. Abbiamo giocato finalmente dopo altre 2 settimane di stop. Questo campionato spezzatino veramente ci sta dando parecchi problemi. Avevamo necessità di giocare, avevamo necessità di inserire la nuova Carambazza, di inserirla di nuovo in squadra perché finora si era solo allenata e senza poter mettere i piedi in campo, quindi di positivo c'è sicuramente questo. Poi vabbè, qualche indicazione dalle più piccole che finalmente hanno trovato un po' di spazio perché nelle ultime partite ne hanno avuto poco e quindi finalmente siamo riusciti a metterle dentro. Bene in palla Giacobbe, bene in palla Giacobbe, sì, mi devo dire che oggi mi ha anche stupito, ovviamente in maniera del tutto positiva, è riuscito a fare cose che solitamente sbaglia, mentre si vede che evidentemente il lavoro sta finalmente pagando. Ha fatto dei bei movimenti sotto canestro, non ha mai abbassato il pallone, ha lottato, quindi brava Gloria. Loro devono sfruttare queste partite, c'è poco da fare, lo sanno, insomma, sono consapevoli della squadra in cui giocano, sfruttano queste partite, ci sta così e va bene. Insomma, spero di poter dare a tutte loro qualche altro minuto in più. Però chiaramente sarà adesso complicato. Chiaramente. Caravazza come stai vedendo in allenamento dopo queste prime 2 settimane in squadra? No, la sto vedendo bene, lei è chiaramente una professionista, è venuta qui sapendo per il motivo per cui è stata presa, non è certo, insomma, è consapevole di questa cosa, quindi è venuta con la massima grinta e concentrazione per poterci aiutare a portare avanti questo obiettivo. Ha avuto 0 problemi ad ambientarsi con le ragazze, 0 problemi a stare in campo con noi, chiaramente deve recuperare un po' di forma, o più che forma ritmo partita, ma niente, questa è una questione di qualche gara e andrà sicuramente a regime con tutti. Ora recupero contro San Matteo, l'ultima trasferta e poi playoff finalmente. No, c'è recupero con San Matteo ma è qua da noi. Sì, dico poi un'altra trasferta mi pare? No, ah, no, ok, no, perché questa è l'ultima giornata di campionato giusto. abbiamo giocato con loro, quindi dobbiamo recuperare San Matteo e poi aspettiamo l'inizio dei playoff. La gara con San Matteo è fondamentale, non tanto per la classifica perché ormai i playoff li facciamo contro di loro, però è chiaramente importante il fattore campo, quindi ce la giocheremo in casa anche per un po' buttarci un poco di cose negative che ci sono rimaste dopo le 2 sconfitte di Palermo e Ragusa una presso all'altra. Forse sicuramente il primo test importante che abbiamo dopo quelle 2 gare, quindi dobbiamo giocarlo assolutamente con la massima concentrazione e determinazione. Perfetto, grazie mille coach, vedo che arrivano anche le giocatrici, sì. Facciamo fare un po' anche loro. Okay. Grazie mille, al prossimo. Ciao. Stiamo arrivando appunto a Giorgia Guerri a cui dobbiamo un'intervista fondamentale e anche a Vicky Carabazza. Facciamo one by one. Ciao Giorgia, complimenti per la gara. Ciao a tutti, grazie. Ho detto a un certo punto che siete andati in tripla cifra di recuperate praticamente, noi in doppia cifra, sto scherzando. A prescindere dalla gara in se stessa, com'è il momento della squadra, come stai vedendo le ragazze con la sconfitta contro i Vattini? Stai riuscendo a recuperare? Sì, veniamo in realtà da 2 sconfitte consecutive, però sì. Oggi secondo me si è visto il lavoro che abbiamo fatto dopo le sconfitte, abbiamo lavorato tantissimo sulla difesa. Abbiamo lavorato soprattutto sulla capacità di reagire dopo un canestro, dopo un tiro, di tornare subito in difesa reattiva e intensa, e questo credo si sia visto oggi, quindi sono contenta della reazione delle ragazze, sono contenta di come sia andata dal punto di vista difensivo. Cosa ci dici di Vicky Carapazza che si è appena inserita? Come la stai vedendo questa? Su Vicky c'è poco da dire, ha dimostrato quello che sa fare, ha dimostrato non solo oggi, anche durante gli allenamenti, durante anche altre occasioni di squadre, spogliatoio, anche la persona che è. Quindi credo che si farà conoscere da sola, non c'è bisogno di presentazioni. Ottima giocatrice, ottima persona. Ultima cosa, da capitano cosa dici delle ragazze che hanno giocato di meno e oggi hanno avuto tanto spazio e hanno anche fatto bene? Sono veramente contentissima e fiera, se posso permettermi, delle più giovani che oggi hanno avuto più spazio e hanno dimostrato che hanno voglia di guadagnarsi i minuti, hanno voglia di dare il loro contributo per portare a casa i risultati. Grazie mille Giorgia. Grazie a voi. Applausi a scena aperta. All the team is for you, eh? Yes, of course, all the team. All the team. So Vicky, how was this first match here in Catania? Interesting. It was a good start, I think, for me after the Corona, let's say, timeout that we had.
to go back on the court and like meet each other on a different way than just in practice. È stato un buon esordio per Vicky dopo appunto la pausa dal coronavirus e adesso un allenamento anche positivo. You went, I think you did 22 points. It was I think a good score as a first match. How? Okay. What about the other girls that played with you? I mean, the youngest ones. Did you think that was a good game for them? I think it was a good game for all of us to, I don't know, like get some shots, finish, and have fun also a little bit, because the next game is very important and it's gonna be nice to have a good, I don't know, result today, so we go with confidence to it. Perfect. Thank you so much, Vicky. Welcome. See you next time. Prenderanno, diciamo, con un po' di fiducia in loro stesse la prossima partita, che è quella molto importante contro il San Matteo. Ho detto che tutte le ragazze hanno giocato molto bene e sono state veramente molto concentrate. Adesso vediamo con coach Cangemi, così concludiamo il giro di interviste e poi vi lasceremo. Grazie per averci seguito fino in fondo. Ciao coach. Ciao. Allora, non parliamo magari in sé del punteggio della partita adesso, che cosa buono hai visto oggi dai tuoi ragazzi? No, io sono molto contenta perché Ok. noi abbiamo fatto questo campionato per fare crescere le ragazze, perché sono tutte under 17, tranne Sara Dumeo che è un po' la chioccia del gruppo, quindi sono molto soddisfatta anche perché loro hanno difeso duro tutta la partita, fino all'ultimo hanno fatto pressione e quindi ci siamo allenati bene, diciamo che abbiamo fatto un allenamento buono. Anche mancando alcune dei giocatrici titolari. Sì, a noi oggi ci mancava Lara Sain, che è uno dei punti di forza di questa squadra, che però è a fare una bella esperienza in nazionale, complimenti anche, quindi appunto. diciamo che siamo soddisfatti 2 volte. Esatto, e col campionato Under 16 penso stia andando bene, no? Under 17, sì, scusate. sì, stiamo andando bene, è un campionato che stiamo facendo ora, abbiamo altre 3 partite per vedere chi passa il turno, però siamo qui per crescere giorno dopo giorno. E questa è la più importante. Sì, per noi sì. Grazie mille Grazie, coach, alla buona prossima, buona serata. Noi vi salutiamo, Gaetano da questa parte. Saluto anche da parte mia, grazie per averci seguito. Buona serata, ciao a tutti.